GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Lo stipendio del direttore generale dell'aeroporto di Ronchi sarà abbassato per farlo rientrare nei parametri dei dirigenti regionali. I compensi verranno pubblicati entro un paio di giorni sul sito dello scalo, lo ha detto ieri il presidente della società dell'aeroporto Dressi durante un'audizione in quarta commissione. La Giunta per le nomine del Consiglio regionale, pur dando parere favorevole, eccepisce l'incompatibilità del presidente indicato per Insiel Puksic. La situazione può essere sanata dal diretto interessato. Cronaca giudiziaria. Chiesto all'ergastolo per un 49enne moldavo, Remanzacco aveva ucciso il figlioletto che tentava di difendere la madre. 8 anni un cittadino belga accusato di aver tentato di far cadere la sua fidanzata da un cavalcavia a Udine. L'amministratore delegato di Hera definisce l'operazione di successo, la fusione dell'udinese Amga nel colosso emiliano delle multi-utilities. La Regione ha presentato il piano per il rilancio del turismo, entro 6 mesi la fusione tra turismo e FVG e Promotour, riflessione sull'introduzione della tassa di soggiorno. E la destra tagliamento è il territorio più critico sotto il profilo del rischio idrogeologico, una ventina i comuni interessati. Intervista al regista Gabriele Salvatores, che ieri sera ha presentato in anteprima a Trieste il suo film Il ragazzo invisibile, girato interamente nel capoluogo regionale. Al Rossetti di Trieste va in scena lo spettacolo che ricostruisce un concerto dal vivo dei Beatles. 330 squadre parteciperanno da venerdì sera alla staffetta Telethon 24 per un'ora nel centro di Udine. Con i fondi raccolti si finanzia anche una ricerca dell'ospedale di Udine e dell'ICGB di Trieste su una malattia rara che colpisce i muscoli.